Dicevo, iniziamo i ringraziamenti ai padroni di casa, ovvero al Cattolica Calcio che ci ha ospitato. Silvano, un bel applauso a Silvano, vieni qua Silvano, vieni qua fianco a me. Silvano, qua di fianco a me. Svelaci un segreto, come hai fatto avere un campo così bello? Ma niente, grazie a Dio quest'anno il tempo ci ha aiutato e abbiamo un campo che è discreto, non è proprio bello, è discreto, e grazie anche a loro che giocano a pallone loro con le scarponi. Bene, bene. Grazie a te Silvano e a tutto il Cattolica Calcio che ci ha ospitato. Un bel applauso anche ai ragazzi dell'ambulanza, il soccorso romano qui di fianco, loro che hanno fatto voi, un bel applauso che hanno lavorato intensamente questi 2 giorni, che non c'era bisogno loro c'erano, ci hanno la nostra mano, ringraziamo non mi ricordo i nomi, li vediamo subito. Antonio Enzo, che ci soprattutto la nostra mano, questo giorno di premiazione, insomma. Bene, grazie ragazzi del soccorso romano. Un ringraziamento agli arbitri che sono stati a volte contestati, ma sappiamo che senza di loro non si possono fare i tornei. Quindi grazie a Serrani, grazie a Parata e a Fernando, un bel applauso ancora a tutti e 3 che sono sempre meritati, anche loro sono qui da 2 giorni sotto il caldo, sotto la pioggia a fischiare e fare il meglio del calcio di loro lavoro. Un ringraziamento al staff a Scotland, Ahmed, direttamente dall'Egitto, bravo Ahmed, Walter Topini che sta facendo sportagione su in alto, e poi un bel applauso a Eugenio Manuela, sicuramente gli applausi più grossi li ha presi lei, non si capisce come mai, ma Manuela ha preso più applausi di tutti, quindi è lei che ha esordito nella Cattolica Calcio. Infine un altro ringraziamento a un'altra bellissima ragazza, Jenny, la nostra fotografa, vieni qua anche per applauso, ha fatto foto, ci ha fatto guardare qualche partita, ma è stata veramente eccezionale, oltre che essere carina, quindi grazie Jenny. Bene, allora passiamo con le premiazioni. Ahmed si mi fa il supporto, non sei benissimo, ma io ti prendo lo stesso, quindi mi fai da valletta. Allora, partiamo a premiare il miglior giocatore del torneo. Era le nomination che avete visto nel corso delle varie partite, l'ha vinto la squadra finalista, miglior portiere, bello, perfetto, con il Palestino Liona, vince il miglior giocatore del torneo, Giusto Reggiato Orange Conti! Passiamo adesso al miglior portiere. Diciamo che i miei portieri, entrambi i portieri del giro finale erano a 0 gol subiti fino a questa finale, poi oggi uno ha preso 4, uno ha preso 5, ma Guarnieri probabilmente ha fatto bene gli attaccanti. Quindi vince il premio del miglior portiere della Cattolica Calcio, Fabrizio Tessera. Se non sbaglio l'hai vinto anche 2 anni fa, non posso, è una buona memoria, quindi bravo Fabrizio, per c'è la fotografa, grazie Jenny. Bene, prima ricordiamo anche le squadre quarta e terza classificata che sono partiti per l'impegno della squadra Resacca, quindi quarta Resacca, questi Maserati sono vantaggio per societari. Un ringraziamento ancora ovviamente a tutto il pubblico che è stato presente questi giorni. Non ho visto sempre qui allo stadio, secondo me siete stati molto in spiaggia, però siete stati sicuramente simpatiche e avete fatto bene la vostra squadra, quindi grazie a tutti quanti voi. Grazie di cuore ovviamente a tutti i partecipanti, siete stati tanti, avevamo di calcio 5, avevamo 500 persone questo weekend, speriamo sia andato tutto quanto bene in questi giorni, siete rimasti soddisfatti, la nostra gioia e vediamo ogni anno sempre più numerosi. Le altre squadre che sono presenti con noi già da tanti anni, quindi grazie a voi, fate un applauso perché siete stati spendere tutti quanti voi giocatori e voi operatori. Bene, Ahmed, siamo pronti a premiare la seconda squadra classificata? Sì, facciamo brava, bella sfilata, facciamo passare seconda